teatro e di pittura barocca, anche se stiamo parlando di un libro. È, come ho scritto, un libro mondo, perché dentro c'è veramente tutto. È un affresco napoletano, c'è ogni strato, ogni aspetto, ogni luce, colore, personaggio tipicamente napoletano della Napoli del Settecento, ricostruita con una perizia storica, filologica favolosa. Ma accanto a questo tutto si apre come se fosse veramente una scena di un teatro, e sembra di vedere proprio questo sipario che si apre e ci fa entrare in una stanza. Questo romanzo, diciamo, si apre in una stanza. Quella era veramente una bella stanza, ariosa, pulita, piena di luce, un bel posto dove morire. Alle pareti tappezzerie di raso azzurro, un grande quadro vagamente licenzioso, una Susanna e Vecchioni d'autore sconosciuto. All'angolo un secrétaire di stile francese, una grande poltrona confessionale, uno scaffale pieno di libri, un orologio appeso piuttosto appariscente. Chi aveva voluto quegli arredi si era forse dato la briga di voler raccontare il suo personale microcosmo? Nel cielo di stoffa il peccato ed il segreto, il riposo e la confessione, il pensiero e il suo nutrimento. Pantarei, il tempo che scorre. E poi la vita e la morte nelle lenzuola candide di bucato. Dalla finestra spalancata arrivavano suoni e voci. Il vecchio, disteso in un sontuoso letto con tanto di baldacchino blu, sorrideva compiaciuto della sua stessa riflessione. Una voce acuta e strascicata salì dal largo di San Domenico superando le altre. Questo è il venditore di panni usati, lo riconosco. Ogni volta che andavo alla Pietatella mi assillava con quegli orribili camici lisi. Siete o no uno scultore? Perché vi volete insozzare di polvere? Siete così ben vestito? Questo fischio invece è del castagnaro che prepara il verularo. Un tonfo metallico. Gli è caduto il fornello dal trespolo. Quanti guoppi di castagne mi sono mangiato. E questa è la voce di Nennella, la pollaia. Che bella donna, così alta e formosa, una modella unica. Fossi stato solo un tantino più giovane. Anni, tempo, fine del tempo. E il suo tempo era scaduto, lo sapeva bene, era stato sempre un uomo pratico l'esimio artista Antonio Corradini. E da 3 giorni, da quando cioè si trovava in quel letto, non faceva che ripeterlo a se stesso. Niente paura, un respiro un po' più forte e via. Dopo, quel che succede nessuno lo sa. Prima è stata un'inezia. Paragonava la durata della sua vita all'eternità ed il moribondo si congratulava con il maestro. Sono stato grande, ho lavorato tanto, lascio di me ricordi esaltanti. I miei figli di pietra, ne ho seminati ovunque, faranno in modo che non mi si dimentichi tanto facilmente. Antonio Corradini se ne stava nel suo letto, smaniando ad ogni più piccolo rumore, ma quella mattina sembrava che ogni tipo di suono provenisse solo dall'esterno. Intorno a lui un silenzio profondo. In quella casa, anzi in quel palazzo, sembrava non abitare alcun essere umano. Eppure non era così, lo sapeva bene. Quella era la riverita e sontuosa dimora del principe Raimondo de Sangro, suo mecenate e Pigmalione, ed ora suo ultimo ospite. No, nessuno lo avrebbe più accolto così, con tali onori, neppure San Pietro. In vita era stato un brav'uomo, ma non proprio un santo. Di certo Pietro un conticino gliel'avrebbe presentato.
questo è lo splendido incipit del romanzo, già c'è dentro tutto, il senso tutto napoletano di vita e morte, il senso, questa intima connessione che lega i vivi e i morti senza che ci sia nessuno iato, e soprattutto che i morti siano proprio parte del tessuto della storia viva, vera della città.